ospiti di oggi. Cominceremo a parlare di ebraismo in Friuli con lo storico e ricercatore Valerio Marchi. Benvenuto a Traccia, professore. Grazie, buongiorno. Ricordo che lei insegna al Marinelli di Udine e collabora con l'Università di Udine. Sì. E ho davanti parecchi, possiamo dire. Sì. Spero non troppi, non sono mai troppi i libri dedicati alla storia, in questo caso diciamo alla storia dell'ebraismo, a personaggi, figure, polemiche e altro, tutti per lo più in Friuli, Venezia e Giulia. Questo è lo spazio che lei ha dedicato alla sua ricerca. Perché questa specializzazione sull'ebraismo? Le cose nascono per interessi personali, un po' per caso anche. Allora io ho sempre avuto un interesse forte nella storia biblica e da lì mi ero appassionato alla storia di Israele, del popolo di Israele. Poi studiando invece storia contemporanea qua a Trieste, dove mi sono laureato con il professor Miccoli, e mi era stata proposta una tesi sull'antisemitismo, sulla stampa milanese nel 1938, cioè stampa cattolica, no? Si voleva vedere l'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti degli ebrei. A me è toccata Milano, ma era un periodo in cui si facevano... Parecchi dei suoi libri sono dedicati alla stampa e alla cultura, e ai libri cattolici verso l'ebraismo. Diciamo. Ho trovato nella stampa una fonte interessantissima e ricchissima, ovviamente non perché io creda che nella stampa si trovi necessariamente la verità, anzi molto spesso no, però si vede come le persone si atteggiavano, che cosa volevano comunicare, quali messaggi volevano veicolare, e quindi si fa una storia della propaganda, per esempio in questi casi, no? E la stampa da questo punto di vista è straordinaria, oltre a tutte le informazioni che dà, che spesso non si trovano da altre parti. Anche perché spesso la stampa può riflettere, almeno in parte ovviamente condizionare l'opinione pubblica. Beh, la può riflettere sicuramente e in certi casi la può ovviamente influenzare anche. Poi questo è un qualcosa non sempre facile da dirimere, no? Da affrontare quando si fa il lavoro dello storico, quindi non è una fonte facile la stampa, però è una fonte ricchissima che è sempre una sfida. Tutti i suoi libri, buona parte almeno, sono editi da KV, ma anche dal Bianco Editore, vedo, con 2 volumi. Cominciamo, l'imbarazzo della scelta, l'orribile calunnia. Qui ovviamente si parla degli omicidi rituali ebraici, le polemiche goriziane, perché molti dei suoi libri sono ambientati, sono concentrati, sono focalizzati su Gorizia, dal 1896-1913, ma l'orribile calunnia è una cosa che riguarda Medioevo, no? Medioevo, appunto, che riguarda questi sacrifici. L'interesse, credo, di questo libro, ciò che è interessato a me innanzitutto, è invece vedere come a fine 800 e inizio 900 questa calunnia del sangue, cosiddetta l'accusa di omicidio rituale rivolta nei confronti degli ebrei, certo non solo a Gorizia, non solo in Italia, era un fenomeno europeo, no? Però c'era anche in Friuli fra 8 e 900, nella nostra regione in generale, anche qui a Trieste, a Udine. In effetti quella ricerca era cominciata a Udine, poi da lì sono arrivato a Gorizia e ho tracciato la storia di un importante esponente della comunità ebraica di Gorizia, Benedetto Morpurgo, che a un certo punto reagì a tutte le calunnie che sulla stampa venivano ripetutamente rivolte contro la comunità ebraica e nessuno faceva niente per rispondere. Tutta la stampa, ci sono state anche delle polemiche fra giornali? Inevitabilmente, poi sulla stampa ci sono i vari fronti, le varie polemiche. Diciamo che in quel periodo era soprattutto la stampa di matrice cattolica, perché questa polemica era strumentale, una polemica più ampia, e del cattolicesimo, della sua frangia conservatrice, più tradizionalista e più conservatrice, questo è chiaro. Poi non tutti i cattolici la pensavano così, non tutta la stampa la pensava così, ma c'è stata una consistente, diciamo pure, campagna anti-ebraica nella nostra regione che ha fatto il paio, diciamo, con quella europea. Ecco, come nasce una campagna anti-ebraiche, perché sono tantissime, purtroppo molte, no? Com'è che scoppiano improvvisamente? È riuscito a decifrare un po' le micce? No, chi è che le accende? Sì, come le dicevo, questa non è che scoppia improvvisamente quella polemica singola, ma si rientra alla fine sempre in un quadro molto più ampio. La fine dell'Ottocento è un quadro sotterraneo, esatto, di calunnie che sotterraneo,
che poi emerge, sfocia, ma basti dire che nell'ultimo ventennio dell'Ottocento Civiltà Cattolica, la influentissima rivista dei Gesuiti, fa delle propagande antiebraiche feroci. La stampa locale spesso riprende Civiltà Cattolica stesso e poi ci mette del suo, come in questo caso di Gorizia. 1896 e 13 sono stati 2 picchi dell'accusa del sangue a Gorizia, perché coincidevano con importanti processi che venivano rivolti contro ebrei in Europa e di cui giungeva la notizia. Un altro libro suo, sempre del Bianco Editore, nella collana Civiltà del Risorgimento, l'affare Dreyfus e l'accusa del sangue, appunto la vivace polemica anti-ebraica della stampa cattolica udinese tra 8 e 900, e a questo si rifà. A questo si rifà, la ricerca in effetti era cominciata lì, anche se poi ho pubblicato prima l'altro libro, ma in realtà la ricerca è cominciata da questo, e ho voluto congiungere i 2 temi, l'affaire Dreyfus e l'accusa del sangue, perché adesso qui non abbiamo il tempo di spiegarlo, ma sono intrecciati in realtà, e sono l'affaire Dreyfus è forse il caso più noto, più celebre, più eclatante di fine 800 inizio 900, ma proprio negli stessi anni in cui si scatenava di nuovo questa accusa del sangue, riemergeva. Tutti sapevano che era una storia, che era una fantasia, nella stragrande maggioranza dei casi, se non tutti. Anche non è stato... La Chiesa Cattolica aveva fatto santo un bambino, no? Che poi va bene, cos'era, a Trento mi pare. A Trento, certo, San Simonino, certo, San Simonino, sì. Però è anche vero che poi a metà degli anni 60 col Vaticano II certo, si è ritirata da questa posizione, no? Quindi è stato riconosciuto che non era comprovata la cosa, benché gli ebrei di Trento siano stati poi sterminati o espulsi, distruggendo la comunità locale. Questo ci dà l'idea del perché in un momento di polemica si riprendesse questa accusa, che era purtroppo tanto efficace. Ecco, quindi vediamo sempre questo fiume sotterraneo. Lei prima parlava di una polemica con le difese che ci sono state dopo, insomma. C'è appunto anche qui appunto riprendere l'affare Dreyfus eccetera, con Benedetto Morpurgo. C'è un altro Morpurgo di cui lei tratta però, no? Che è un sindaco di Udine. Il sindaco ebreo, un altro libro, KV suo, Elio Morpurgo in Friuli fra 8 e 900. Esatto, questo è un Morpurgo, sempre dei Morpurgo, ma è un ramo diverso della famiglia. Questo sindaco fu il primo sindaco ebreo eletto in Italia, quindi nel 1889 a Udine. Questa è una cosa abbastanza interessante. E poi il libro traccia la sua storia in pratica dall'unità alla Shoah, proprio perché poi lui è diventato fascista dopo un lungo percorso, è diventato perlomeno aderito al fascismo, e l'ha pagata anche duramente, perché poi quando è diventato ebreo in realtà è stato letteralmente scaricato e addirittura poi deportato a 86 anni dall'ospedale di Udine, dove qualcuno ha tradito perché era nascosto lì, è stato portato qua a San Sabba, a Trieste, e da lì verso Auschwitz. Il corpo non era mai stato ritrovato, ma in questo libro c'è anche una parte dedicata alla mia ricerca, dove sono riuscito a scoprire dove era finita poi la sua salma. Il cimitero a Udine dice che non è mai stata trovata, difatti a Udine non c'è il suo corpo, ma è altrove, però chi leggerà il libro potrà saperlo. Ma a parte questo è una storia di lungo periodo, no? Sono decenni di storia ripercorsi attraverso la storia di questo uomo importante, che è stato uno molto importante a livello anche nazionale e anche internazionale. Ricordiamo poi anche la figura di Margherita Sarfatti, la musa di Mussolini. Certo, è la sorte che è toccata a molti ebrei. Comunque un uomo di una cultura e anche di una generosità straordinaria, fra l'altro, quindi con i chiaroscuri di molte storie umane, ecco. Sì, riguardava ancora l'orribile calunnia, perché nelle prime pagine lei ripropone una stampa tratta dal periodico settimanale anticanagliesco Il Mulo, di Bologna, dove si vede gli ebrei con i massoni assieme. Questa era una cosa che molto comune, molti ebrei avevano aderito alla massoneria. Per questo motivo? In un periodo in cui la massoneria era strettamente legata agli ideali risorgimentali, post-risorgimentali, unitari. Adesso qua la storia sarebbe lunga, però molti ebrei si riconoscono in questa associazione, diciamo, che comunque propugna la tolleranza, la libertà, no? Cioè,
eccetera. Questi sono gli ideali originari. Adesso so che qui apriremo dei vasi di Pandora, no? Ma perché ho una trasmissione dedicata alla storia che dura solo 25 minuti e ci sarebbero molte cose da dire. Veramente pochi Mi sono minuti. occupato anche di un Moisè Luzzatto di Trieste, che fu un personaggio molto importante, qua morto nel 1915, veramente politicamente fu un esponente molto importante, ed era anche lui aderente alla massoneria, come diversi ebrei triestini di spicco. È una storia tutta da ripercorrere. È tutta da ripercorrere, da vedere. Mi piacerebare sempre fare. Volentieri, un giorno lo possiamo fare. Estremamente, però non credo che in 25 minuti riusciamo a far molto. Ecco, un altro libro suo, Tempo bello per gli ebrei, che strano titolo, la vivace polemica anti-ebraica della stampa cattolica udinese tra 8 e 900, sempre polemiche, sempre giornali di mezzo. Allora, guarda, io ho cercato di ricostruire le vite di persone e di famiglie ebraiche, quindi in positivo, chi erano gli ebrei, no? Quindi non solo gli ebrei visti attraverso gli occhi degli antisemiti, ma chi erano veramente. E poi di mezzo però tutte le polemiche anti-ebraiche. Il titolo sembra un po' strano, Tempo bello per gli ebrei, in realtà tra virgolette, fra virgolette, perché evidentemente però si dà l'idea delle cose. Allora lì era successo che a Tolmezzo, in Carnia, c'era stato un periodo di calamità naturali d'altro genere un po' orribili, diciamo, no? Un periodo sventurato, e in questo periodo di disgrazie anche economiche, a un certo punto un prete, esattamente, professore? Qua siamo negli anni 80 dell'800, un prete di Tolmezzo scrive su un giornale cattolico, dice tempo bello per gli ebrei, cioè gli ebrei nei tempi di disgrazia prosperano, quindi ebrei usurai, ebrei approfittatori, eccetera eccetera. Il bello è poi che lì a Tolmezzo non risulta che ve ne fossero neppure, c'è anche il fenomeno dell'antisemitismo senza ebrei, fra l'altro, però era un modo di dire tempo bello per gli ebrei, anche se non ci sono gli ebrei, però attaccano gli ebrei lo stesso, e diventano modi di dire tempo bello per gli ebrei, le disgrazie sono un tempo bello per gli ebrei approfittatori, usurai, eccetera, no? E sono luoghi comuni, pregiudizi che sembrano un po' innocenti, delle battute, ma in realtà racchiudono storie dolorosissime. Sempre parte questo fiume sotterraneo anti-ebraico che parte da lontano, no? Esattamente. Sfocia in libri come quello fatto dalla polizia segreta zarista, certo, i protocolli di Savi di Sion, certo, che è un libro di invenzioni, no? Chiaramente completamente inventato, che però è stato efficacissimo e ha avuto un'autorevolezza straordinaria in Europa e anche in Italia. È stato ripreso anche negli anni 20 in Italia sotto il fascismo, e ancora oggi in alcuni paesi del mondo con la prefazione di Evola, anche poco prima Preziosi, e ancora oggi in alcuni paesi del mondo ha il suo pubblico ed è stato ristampato infinite volte, eppure è poco te lo fa, non so, adesso vorrei sbagliarmi, là Marsilio che ha pubblicato, non vorrei sbagliarmi, però un libro appunto di critica confutando tutti i protocolli. Marsilio si è dato da fare in questo campo, no? Anche a Venezia, e insomma non manca la letteratura, no? Su questi aspetti. Io quello che ho voluto fare è andare nella storia locale, sempre in un'ottica generale, però di scavare a fondo in una zona delimitata, in un territorio e in un periodo delimitato, fra 8 e 900. Credo, così senza presunzione, che un lavoro così capillare in una zona, in un periodo delimitato, non siano in molti averlo fatto nel mondo. No, devo dire che parecchi anni che tratto di storie di libri, una serie di libri così, perché poi quello che apprezzo molto è la delimitazione, lo spazio in cui lei si è dedicata, e questo è molto importante, perché se no uno finisce anche per perdersi, no? Senza mai scordare il quadro generale, se è chiaro. Sono tutte chiaramente storie, va inserito, come abbiamo visto, è un quadro più generale. Se vogliamo sono micro storie che però poi illuminano anche aspetti della macro storia. Come sempre, spesso in questa trasmissione vediamo le piccole storie che fanno poi parte del fiume più vasto della storia con la S maiuscola. Lei tratta anche di una famiglia, i Gentili, in 2 libri, mi pare. Uno riguarda una componente, Israele, la Lina Gentili, di Giuseppe, che poi è morta a Venezia nel 1901. Sembra incredibile, ma sono riuscito a scrivere un libro di una certa consistenza su una giovinetta morta a 18 anni sostanzialmente. Perché?
Ma perché mi si è dedicato questa figura? Perché poi lei, tra l'altro, ha negli occhi e nel cuore i gentili, lì la storia di tutta la famiglia, certo, quindi tutta la famiglia. Ma questa solo su questa ragazzina? È una ragazzina morta nel 1901. Mi ha colpito come in pochi anni fosse riuscita a integrarsi perfettamente intanto nel territorio in cui viveva, fra San Daniele e Udine, a acquistare il rispetto, la stima, l'amicizia di tutti, e a conservare al tempo stesso la sua osservanza ebraica in modo molto preciso, molto rispettoso. Quindi è un chiarissimo esempio di perfetta integrazione mantenendo la propria identità, e anche all'avanguardia, perché era una ragazzina che scriveva, che dipingeva, che si occupava di arte, di tutto, a dare grandissime prospettive e promesse. Difatti era andata a Venezia per avere un futuro luminoso, che poi purtroppo una malattia le ha stroncato. Ma di mezzo a questo c'è anche tanta parte di storia delle donne dell'epoca di fine Ottocento, e delle giovani donne di fine Ottocento e delle giovani ebrei. Quindi attraverso di lei ancora una volta ho affrontato un tema più largo. E come sempre andiamo a sbattere nel tempo purtroppo molto ridotto della trasmissione. Professor Marchi, qua non abbiamo tempo di parlare per negli occhi e nel cuore, ma può dire qualcosa di questa famiglia velocemente? La famiglia Gentili è una delle principali famiglie friulane, ancora oggi i suoi discendenti, che anzi mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro, fornendomi anche molte fonti, perché io mi occupo della stampa, ma è una delle tante fonti che adopero ovviamente, e qui ci sono documenti di tutti i tipi, anche documenti privati ovviamente, che è un altro bellissimo settore, no? Quello di studiare le carte delle famiglie, e anche qui si interseca fra la storia locale e quella mondiale, perché si parte da San Daniele, da Udine, ma si giunge fino in Israele, in Australia, negli Stati Uniti, in giro per l'Europa, seguendo le tracce, se vogliamo dire così, vista la trasmissione di questa famiglia. Piace sempre quando uno storico mi parla di fonti, perché bisogna sempre risalire alle fonti, mai vedere le note, dalle note eventualmente un libro, poi si risale, si va sempre a confrontare. Sì, avrà notato che le mie note sono abbastanza corpose, però cerco sempre di mantenere un testo scorrevole al tempo stesso. Quello ci vuole sempre. Ringrazio il professor Valerio Marchi, spero di averlo ancora in trasmissione, perché qua i libri sono tantissimi dedicati all'ebraismo in Friuli. È un argomento su cui torneremo sicuramente, professor Marchi.